Faccio così, no? Così. Una strana giornata, si muove una folla, ho la testa ovattata, non ho neanche una voglia, c'è via di scatto, devo farmi per forza un sciatto. Il teatro di Eligio cambia location, anzi raddoppia. Grazie al prezioso contributo del signor Del Zotto, titolare dell'omonima ditta di traslochi, il quale ha messo a disposizione un'ala del suo immobile, il teatro di Eligio Zanier può dare ospitalità a tantissimi talenti di tutta la regione, con una presenza in sala di almeno 80 persone. Il taglio del nastro alle ore 19 di giovedì 3 aprile 2014, scelta non casuale perché genetriaco de patrie dal Friul. Il teatro di Eligio nasce 15 anni fa come associazione culturale e teatrale finalizzata a produrre spettacoli teatrali. Negli ultimi anni però ha avuto una notevole evoluzione ed ha allargato le sue attività dedicandosi a corsi di formazione teatrale per giovani e adulti, a corsi di fotografia e a portare il teatro in fabbrica, cioè il teatro di Eligio si reca in luoghi non convenzionali che per un giorno diventano luoghi di cultura. Ogni luogo è degno di accogliere il teatro, un'officina, un'attività commerciale, un ristorante o pizzeria, un'azienda agricola, un centro sportivo e il vantaggio più importante è la pubblicità per l'azienda ospitante che fa da vetrina alla compagnia proponente, in questo caso proprio quella del Teatro di Eligio. Ma la più grossa novità di questi giorni è rappresentata dalle Serate Club. Presso la nuova sala polifunzionale vengono allestiti spettacoli teatrali, musicali ed altro per un pubblico limitato e di soli soci che ha la caratteristica di offrire accoglienza, comodità e buon ascolto ai presenti. Palinsesto in continua evoluzione. Work in progress. Tradotto, stiamo lavorando per voi.